siete qui oggi all'inaugurazione. Vi chiediamo cortesemente di fare più silenzio possibile, perché purtroppo ci manca il microfono e purtroppo rimbomba la voce e le cose qua dentro. Quindi vi chiediamo un po' di silenzio e di pazienza. Allora, benvenuti all'inaugurazione della mostra di Petra. Lei fa parte dell'associazione da diversi anni, dell'associazione dei piccoli ceramisti di Scomigo, e siamo molto orgogliosi di questa sua mostra personale, finalmente una bella mostra personale, e fa parte di una raccolta di un lavoro durato penso un bel po' di anni, insomma, la tua ricerca per arrivare insomma anche a questo tipo di risultato. E quindi poi lascerò la parola a loro, però prima chiedo l'intervento dell'assessore alla cultura, la Cristina. La Cristina, che ormai sei di casa. Sono di casa perché ormai ho partecipato a parecchie mostre vostre qui nel curatorio, oltre a quello che vedo sempre alla vostra festa dei primi di settembre, e quindi so che siete persone molto serie che hanno tanta voglia di lavorare. Devo dire che questa sera sono veramente contenta di vedere queste opere interessantissime, molto originali. Faccio i miei complimenti all'artista di cuore, veramente. E ormai ho visto tanto, quindi non sono un artista, non sono un critico d'arte, e quindi il mio parere può valere molto poco, per quanto poco può valere, comunque sicuramente vedo delle cose interessanti. E niente, queste mostre dimostrano l'attività, la voglia di lavorare dei coneglianesi / scomighesi. Conegliano Scomigo c'è, e in queste cose si vede, e siamo tutti molto felici di appoggiarle insieme all'amministrazione, insieme al sindaco che è vicino a tutto quello che la città produce e vorrà produrre anche nel futuro. Grazie. Adesso diamo la parola a Michele Zanchetta, che ci darà una panoramica anche proprio per conoscere la storia dell'artista. Bene, buonasera, grazie Assessore, grazie Presidente, grazie a tutti voi di essere venuti. Mi preme sottolineare innanzitutto il viaggio legato alla persona di Petra. Un paio di settimane fa ho fatto un articolo su di lei che uscirà prossimamente, perché è interessante principalmente come persona e come esperienza umana, oltre che come artista. Lei nasce in Olanda, dove fa una scuola di design, si specializza in moda e lavora in Olanda nel campo della moda, poi va in cerca di qualcosa di nuovo, e il nuovo, durante gli anni 90, è la spinta che arriva dall'Oriente, e lei si spinge fino ad Hong Kong, dove vive 10 anni, e lì sicuramente, lavorando sempre nel campo della moda, dove sicuramente assorbe influenze che in questo momento tra l'altro ci circondano completamente, e dove incomincia il suo percorso di rapporto con la ceramica. I primi passi nel mondo della ceramica Petra li compie ad Hong Kong, quindi non ha, diciamo, una formazione iniziale europea, ce l'ha asiatica, e questo secondo me influisce molto anche nel suo modo di affrontare la scultura. Poi dopo si trasferisce da noi per riavvicinarsi anche a casa, è una famiglia, diciamo, da quello che mi ha raccontato, un po' francese, un po' olandese, con radici in Italia ma con esperienze appunto anche in Asia, quindi sono tutta una serie di suggestioni che vanno a influenzare il suo modo di operare. Mi ha fatto piacere che mi sia stato richiesto di presentare questa mostra insieme al maestro Isidoro, anche per un motivo molto semplice, perché qua si incontrano alcune di quelle che sono, secondo me, diciamo, i principi stessi dell'archeologia, che è il mio mondo di origine. E dove li troviamo? Lo troviamo stesso in tutto quello che ci circonda, lo vedete anche nelle foto. Petra, questi pezzi che voi vedete disseminati, li ha raccolti nell'arco di anni, andando a fare passeggiate col cane, tra boschi, prati, nella sua Val Mareno, nelle zone vicine della vallata. Perché? E qui entriamo nel vivo. Perché questi pezzi che lei ha raccolto e ha recuperato stanno vivendo un'ennesima vita. La prima vita della terracotta è nell'essere stesso argilla, quindi un pezzo di terra
data dalla decomposizione degli agenti naturali, con parti anche minerali. La seconda vita è quando viene plasmata dall'artista nell'opera. La terza è quando diventa rifiuto. Quanti di noi abbiamo visto nelle nostre strade di campagna per livellare le stradine, oppure anche nelle parti dei getti di ceramica, piastrelle e tutto? È la loro terza vita, la funzione di rialza o bonifica, una cosa che facevano anche gli antichi. Basta pensare a tutte le anfore romane che vengono utilizzate per i drenaggi durante tutta l'età classica. E la quarta vita gliela sta dando la nostra Petra adesso, perché i vostri, come potete vedere, i vasi, li potete vedere tutto attorno, hanno come presine frammenti di ceramiche che lei ha recuperato dall'abbandono, dalla funzione di livellamento, ed è un messaggio che va oltre, è un messaggio quello che tutto può essere utile, tutto può avere una nuova vita, una nuova opportunità, e che l'arte si può anche prendere e riportare sotto altri aspetti. Adesso io cedo la parola al maestro Isidoro Dalcol, con il quale Petra ha fatto un percorso qui nella scuola di Scomigo, che continua ancora a frequentare e fa parte anche del nostro direttivo, e che è la persona secondo me più indicata in questo momento per raccontare la sua evoluzione anche artistica e quello che viene in questa mostra. Ultima cosa che vi dico, poi vi taccio: dietro di voi vedete delle steli, sono chiaramente delle suggestioni asiatiche, come allo stesso modo appena sono entrato qua dentro i due vasi sulla destra sull'altare mi hanno fatto pensare immediatamente ai vasi ridipinti dall'artista cinese dissidente Ai Weiwei, che tranquillamente ha preso dei vasi del 1300 e li ha ridipinti con dell'ingobbio colorato pastellati. La comunicazione era la stessa, dare una nuova vita ma più pop. Io ho finito, grazie di essere così tanti e numerosi, e Petra se lo merita, e lascio la parola al maestro Isidoro. Buonasera. Allora, diversi anni Petra frequenta il gruppo del lunedì, più che altro il gruppo di amici che con la passione della terra, diciamo, non potente della ceramica. E io mi dicono che sono maestro, ma io imparo da lei, imparo dagli altri. Petra ha portato la sua gran passione proprio per la materia, non solo la sua passione estetica, perché qui si vede i pezzi, è chiarissimo che ha una grossa cultura. E poi ha portato una cultura che personalmente mi mancava, perché era una cultura nordica. Lei viene dall'Olanda, quindi poi ha frequentato, diciamo, l'Oriente, ha fatto anche un po' di porcellana là, mi diceva. Comunque, il trovarsi con questa passione anche di capirsi, di avere le stesse, diciamo, intenzioni verso l'oggetto. Poi ognuno di noi fa il proprio percorso, lei fa il suo percorso che fondamenta il mio viso internazionale, avendo un discorso legato all'Oriente. E alle volte dico, ma questi pezzi possono andare a Milano, possono andare a Londra, infatti li porta nelle sue gallerie, quindi hanno una valenza oltre, diciamo, la terra, diciamo, di Scomigo, di Conegliano, e questo mi entusiasma. Ecco uno dei punti che io continuo a frequentare il lunedì, che ormai sono già diversi anni, penso 15-20 anni, è questa passione che gli allievi, gli amici ceramisti portano a me e portano agli altri. È un bel vivere. Ecco, questo ho finito. Petra, se vuoi dire qualcosa. Non c'è ceramica per me senza Isidoro. Questa è la prima cosa che devo dire, perché è proprio stato lui a darmi la strada giusta per questa passione. Quando ho iniziato con la ceramica ad Hong Kong, ho imparato dei cinesi, quindi è una bellissima cosa. Ho dovuto fare una pausa di 17 anni, perché quando sono arrivata in Italia ho guardato un po' in giro e non c'erano le scuole di ceramica.
ho guardato un po' troppo vicino alla casa perché dopo 17 anni ho trovato Scomigo e quindi da lì la mia vita davvero è cambiato, perché la passione per la ceramica per me è una cosa allucinante, proprio fuori ogni misura. Però in Isidoro ho trovato un maestro, oltre che tutto l'ambiente di Scomigo è molto stimolante, ma è un po' pazzo Isidoro, e questo detto da me è un gran complimento. Quindi, e con lui trovi proprio la libertà di sperimentare. A me piace tanto sperimentare. Quello che vedete oggi non è la cosa che faccio domani, perché ogni qualche settimana, mese mi viene qualcos'altro che voglio approfondire con la ceramica. E questo è stato un bel progetto, perché io per forza devo camminare con il mio cane ogni pomeriggio e trovo le cose e automaticamente ho messo dentro le tasche, e dopodiché, come tutte le cose, torno sempre alla ceramica e così ho detto va bene, ok, le maniglie e ciao. È bello secondo me anche perché è proprio la storia del paese, è molto probabile che vedete tipo la piastrella della cucina della nonna o il bagno della zia Nella, ok? E quindi è una roba molto di qua, anche se io non sono originalmente di qua, è una cosa molto dal paese qua. E niente, Sara devo anche ringraziare, perché senza di lei noi facciamo niente a Scomigo, senza di lui non facciamo niente, ma lo sappiamo, ok? E ringrazio tanto anche lei per essere qui stasera. Ringrazio soprattutto voi, grazie mille. Ringrazio anche Aaron perché lui mi ha aiutato tanto. La cosa bella è che c'è tutto un gruppo dietro, tutta una famiglia, sì, ok? Ci diamo proprio una mano l'uno con anche l'altro. la Laura per esempio. Tutti veramente. Scomigo è un po' una famiglia. Quindi vi ringraziamo nuovamente per essere venuti oggi a questa inaugurazione e vi invitiamo all'aperitivo che sarà qua proprio a fianco al bar Caffè Teatro. Grazie ancora. Eccoci all'interno dello spazio espositivo dell'Oratorio dell'Assunta. Analizzeremo l'organizzazione dello spazio attuale, come Petra Eghe e il maestro Isidoro Del Coll hanno musealizzato con le opere questo spazio ecclesiastico destinato ad altri usi originariamente, ma comunque usato diffusamente per esposizioni d'arte qui a Conegliano. Vediamo che sono stati sfruttati in parte i pannelli esistenti bianchi come sfondo. In realtà vengono utilizzati in maniera difforme per appendere dei quadri come a sinistra, oppure per appoggiare dei mobili su cui sono poggiate i vasi, oppure utilizzati come sfondi distaccati completamente, come nel caso dei cubi sullo sfondo a sinistra, oppure come sfondo isolato per questi totem policromi che hanno forme differenti. Andiamo nel particolare. Ecco i totem che troviamo sulla sinistra. Vediamo un emergere di colori neutri, sono sì policromi, però hanno differenti lavorazioni. Abbiamo lavorazioni grezze, abbiamo lavorazioni a smalto, oppure lavorazioni con invetratura. Le pareti sono alcune lisciate, alcune hanno avuto una rifinitura solo superficiale. Sugli altri due totem notiamo una ricchezza compositiva diversa, precisamente sulla cromaticità di quello centrale, con diverse lavorazioni, o sulla quasi
cromaticità di quello sulla destra, in cui emergono e hanno, diciamo, la maggior parte di risalto le tinte naturali dell'argilla della terracotta, che ha questo colore arancione rosso. Discorso diverso per gli altri totem, quelli sulla destra, dove emerge una ricchezza completamente diversa, lavorazioni differenti, molto colori metallici ma anche accesi, con incursioni pop, come per esempio nell'esempio dei Travisi del gatto, oppure nelle foglie, oppure ancora meglio, se vogliamo andare a sottilizzare, nell'appunto in cui sono attaccati frammenti di pezzi di giornale con delle scritte quasi illeggibili. Fascia centrale emergono questi tavoli riutilizzati in perfetta sintonia con quanto racconta questa mostra e nella sua filosofia, su cui sono adagiati sia i vasi composti da Petra che frammenti di piastrelle, ceramiche di recupero o anche addirittura pezzi attaccati con la base in malta. Ecco l'altro tavolo, vediamo anche qui questa ricchezza di policromie, di tutte queste tipologie di piastrelle spesso, c'è anche qualche piatto. È interessante notare come molti si riconoscono come piastrelle con questi colori accesi e dei disegni anni 50-60, sono la maggioranza e vengono chiaramente da bagni o da cucine che sono stati demoliti e ricostruiti. Siamo sulla parete sinistra dove grandi foto con le ceramiche trovate sono da corredo a lavorazioni di argilla molto semplici, come con i vasetti che vediamo al centro, lavorati in maniera grossolana, quasi come un bambino, ad altri più eleganti, leggerissimi, lavorati con una finezza di particolari e anche con la spessore molto esiguo delle pareti che donano leggerezza all'insieme. In quello successivo vediamo un mescolarsi di queste tipologie di lavorazione, vediamo la terracotta con l'ingobbio semplice, vediamo degli smalti con dei crack, vediamo altre lavorazioni fatte miste. La parte destra invece raccoglie all'interno di cubi una serie di vasi di varie dimensioni con varie tipologie di intervento, di lavorazione, sempre al tornio. Si riconoscono molto spesso il passaggio del tornio, ma qui quello che differenzia i vari pezzi sono le varietà cromatiche. Vediamo questo azzurro quasi di un vecchio secchio abbandonato, ad altro privo di colore con degli accenni di lavorazione metallica, altri con del colore molto pastoso appoggiato sulla superficie, ad altri lasciati grezzi e al massimo dipinti in maniera molto leggera. Ed infine ci troviamo di fronte all'altare, dove notiamo questa serie di vasi assemblati che occupano la mensa, con altri frammenti di altre piastrelle, ceramiche buttate insieme come se fosse il suo naturale luogo di destinazione. Ai lati, sui pilastri, delle leggerissime ciotole fatte con tecniche diverse, alcune metalliche, alcune grezze, che donano una leggerezza stessa all'ambiente dove viene esposta questa mostra. Grazie amici di Econ di essere stati con noi, ci vediamo al prossimo appuntamento.